Serata gradevole anche all'Ardenza, dove si gioca per obiettivi contrapposti. Livorno per allontanarsi definitivamente dalla zona troppo rischiosa, Padova per difendere a denti stretti un posto che vale lo spareggio promozione. Toscani reduci dal blitz di Gubbio, veneti che vogliono cancellare la sconfitta casalinga contro il Crotone. Subito le formazioni, partiamo dal Livorno, queste allora le scelte di Armando Madonna. Bardi in porta, Salviato, Bernardini, Knesevic e Lambrughi in difesa, Filcor, Morosini e Scattarella in mezzo, Sidigardi e il trequartista, Dionisi e Paulinho sono i due attaccanti. Sull'altro fronte il tecnico del Padova, Alessandro Dal Canto, ha disegnato questo 11, Perin tra i pali, Donati legati, Trevisan e Renzetti dietro, a centrocampo giocano Bovo, Milanetto, Bentivoglio e Dramè, Cutolo e Ruopolo sono i due attaccanti. La direzione della partita è affidata a Maurizio Ciampi di Roma, espertissimo per lui, 123esimo gettone in Serie B. A Livorno, come detto, è una serata piacevole, intorno a 18 gradi a temperatura. Studio. Tirare di Di Roberto che dopo aver superato... Attenzione, il vantaggio del Padova alla mezz'ora con Bovo, Livorno 0, Padova 1, a te la linea. 33 minuti in questo istante, 0-0 fra Sassuolo e Modena. Livorno. Dove quindi la situazione è cambiata, adesso la formazione ospite comanda la partita, Livorno 0, Padova 1, ha segnato Bovo, il capitano, alla mezz'ora, e allora vi raccontiamo subito il gol del Padova. C'è stato un cross molto bello, preciso dalla sinistra, difesa toscana immobile, Bovo ha colpito indisturbato da non più di 5 metri al volo e di piatto ha superato facilmente Francesco Bardi. Per Andrea Bovo, il capitano del Padova, terzo gol in questo campionato. Nulla fino a questo momento la reazione della formazione toscana allenata da Armando Madonna, c'è anche qualche fischio del pubblico di casa. Siamo giunti intanto al 34esimo minuto, Livorno 0, Padova 1, Crotone. Che non dovrebbe però materializzarsi. Attenzione, il pareggio del Livorno al 42esimo minuto con Salviato, Livorno 1, Padova 1, a te la linea Ugo Russo. E il primo tempo è appena terminato anche qui, anche all'Armando Picchi, questo allora è il parziale, Livorno 1, Padova 1, le reti al 30esimo Bovo per la formazione veneta, quindi il pareggio di Salviato al 42esimo minuto che vi raccontiamo rapidamente. C'è stato un colpo di testa in tuffo molto bello davvero dell'attaccante del Livorno brasiliano Paulinho, respinto da Perin, in qualche modo il pallone si è impennato, il più svelto a quel punto è stato Salviato che da distanza ravvicinata da non più di 5-6 metri di testa ha battuto l'estremo difensore del Padova. Per Simone Salviato, difensore del Livorno, secondo gol in campionato. Squadre che si avviano negli spogliatoi dunque, Livorno 1, Padova 1, Crotone. Campo principale è quello di Torino. Attenzione poi... Provenzali, ma sì. Ti interrompo per segnalare il raddoppio del Padova ancora con il suo capitano con Bovo, Livorno 1, Padova 2, a te la linea. Siamo giunti al quinto minuto, Livorno 1, Padova 2, la seconda rete della formazione ospite allenata da Alessandro Dal Canto è stata firmata ancora dal suo capitano Andrea Bovo nel primo minuto di gioco di questo secondo tempo, e allora ve lo raccontiamo rapidamente questo avvio bruciante degli ospiti. C'è stato un assist di Dramè con la suola della scarpa per Bovo che solo davanti a Bardi da non più di 8-9 metri lo ha superato senza difficoltà. Quarto gol in campionato per Andrea Bovo. Attacca ancora la formazione del Padova, siamo sulla corsia di sinistra, incontenibile davvero in questo avvio di secondo tempo la formazione ospite con Renzetti. Adesso palla all'indietro ancora all'indirizzo di Dramè, in qualche modo respinge il Livorno. 5 minuti esatti, Livorno 1, Padova 2, Crotone. Ora ancora Lascoli. Scusa Russo, è finita a Livorno, Padova batte Livorno 2-1, a te la linea.